Cari telespettatori, con Ugo Aggiol, segretario dello SPCGIL del Veneto, parliamo di una sanità pubblica, ma in modo particolare di qualcosa che voi volete fare per cercare di far sì di equipararci in qualche modo all'Europa. Che cosa? Allora, è un tema che noi stiamo affrontando oramai da anni. Stiamo dicendo che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è sottofinanziato, che mancano non solo le risorse economiche ma anche le risorse di personale, e ci sono alcuni servizi che sono sostanzialmente sottodimensionati. Pensiamo in particolare a tutto il tema del territorio, dai distretti a tutti i servizi che vi sono nel territorio. La CGIL ha approvato una proposta di legge di iniziativa popolare su cui nei prossimi mesi, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi procederemo nelle piazze ad una raccolta di firme proprio per rafforzare il nostro sistema sanitario nazionale e dare quelle risposte che servono, a cominciare dal finanziamento. Dappertutto si dice che il finanziamento deve essere almeno pari al 7,5% rispetto al PIL nazionale, e i primi articoli parlano esattamente di questo, di quella che è la funzione del Servizio Sanitario Nazionale e di come si finanzia questo grande tema. Indipendentemente dal fatto che negli ultimi anni purtroppo si sono fatte scelte diverse, a cominciare dalle scelte che riguardano gli armamenti. C'è quello del personale però, perché un servizio sia efficiente ci devono essere anche delle persone. Assolutamente sì, questo è l'altro grande tema. Noi abbiamo un servizio sanitario che si svuota sempre di più di personale. Personale medico, personale infermieristico, personale di tutte le professioni sanitarie. Si svuota perché queste professioni diventano sempre meno attrattive, o meglio, diventa attrattivo magari il privato oppure addirittura l'uscita dal nostro paese. È evidente che bisogna mettere insieme delle scelte politiche, a cominciare dalle scelte economiche, per far sì che queste professioni tornino ad essere attrattive, perché senza il personale non si fanno i servizi. È importante anche il servizio che sia sul territorio, certo. E che quindi diventi operativo che cosa? Noi abbiamo dai distretti alle case della comunità, agli ospedali della comunità, che spesso e volentieri sono o sottodimensionati o addirittura dei muri vuoti senza il personale dentro. Noi dobbiamo evidentemente costruire le condizioni perché il territorio si sviluppi, e in particolare rispetto a questo una serie di situazioni, penso a tutte le situazioni che riguardano i consultori familiari, che riguardano il disagio mentale, ma che riguardano anche semplicemente il fatto che le persone possano avere un accesso vicino, a cominciare dai medici di medicina generale. Grazie segretario, grazie a voi di averci seguito e naturalmente ci vediamo presto.